Seconda corsa è quella riservata ai gentleman, sono cavalli di 4 anni, sono rimasti in 8 dopo i ritiri dei numeri 1, 4 e 10, 1 Coldplay Wiesel, 2 Coldplay Wiesel, 3 Calamity Vets, 5 Clinton RG, 6 Cico Speed SM, seconda fila 7 Cartier, 8 Carmine Leone, 9 Clio degli Ulivi, 11 Cyrano Rab, veloce Coldplay Wiesel davanti a Calamity Vets che si getta di galoppo, quindi si accoda secondo Clinton RG. Poi vediamo ancora gli altri con in terza posizione Carmine Leone, ritmo subito blando, 15,3 primi 200 metri. Da parte di Coldplay Wiesel con Antonio Vitiello che conduce. Ritmo subito blando, ne approfitta Filippo Monti per lanciare in terza ruota Cyrano Rab e arrivare a ridosso dei primi a spesa zero. 39 i primi 400 metri e Cyrano Rab è già sul punto di poter passare. Col numero 11 si trova davanti prima del paletto dei 600 metri. Quindi nuovo battistrada Cyrano Rab, il figlio di Vigliano Prince, dopo 600 metri in 46,6 è il battistrada davanti a Coldplay Wiesel. Avanza al largo ora il numero 9 di Clio degli Ulivi con Filippo Esposito. Terza posizione sempre per Clinton RG, intanto il giro va via in 1, 1 e 6 con in vantaggio Cyrano Rab, sempre all'esterno Clio degli Ulivi, poi Coldplay Wiesel in seconda posizione, chilometro che va via in 1,16,8, siamo sulla retta di là con sempre in vantaggio Filippo Monti e Cyrano Rab, all'esterno è Clio degli Ulivi, retta di là passata in 14,7 con sempre i due alle prese, seconda la corda è sempre Coldplay Wiesel, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Cyrano Rab in vantaggio, provano ad avanzare anche gli altri ma l'ultima curva viene passata in 15,7 con Cyrano Rab che tenta di difendersi su Coldplay Wiesel che sposta dalla sua scia, ultimi metri, ci prova Coldplay Wise sul palo, Coldplay Wise probabilmente batte Cyrano Rab al terzo posto Clinton RG. 31,2 a chiudere, si è chiuso molto piano, 1,16,3 la media al chilometro, rivediamo la retta d'arrivo con Cyrano Rab che cerca di difendersi, ha fatto bene Antonio Vitiello a correre di rimessa per poi giustiziare sul palo. Coldplay Wiesel viene a vincere il figlio di Donato Hannover, il training di Walter D'Ambrogio e Giustino Cioce che vengono a vincere questa gentleman alla seconda di Cesena.